Non siamo in sosta, si gioca in Serie D e tratteremo i temi belli e delicati. Si è giocato in Coppa una semifinale da urlo tra Teor e Deportivo Junior con un'incredibile conferma del Teor e poi la vittoria del Corno in promozione da rivivere. E soprattutto il torneo delle regioni, con l'Under 15 eliminata ma da imbattuta, e l'Under 17 che domina, e l'Under 19 che va avanti, anche col brivido, ma in fondo questi giovani sono anche un po' incoscienti, e parliamo di loro tra poco, collegamento anche dalla Sicilia. Sigla. Cercherò in un vecchio film per sempre noi incoscianti giovani, incoscianti giovani. Beh, insomma, a quell'età un po' incoscienti si è, forse anche quando si è un po' più vecchi e magari si vince una coppa, no? Quando si festeggia, non so. Vicepresidente Antonio Libri, buonasera, benvenuto. Sei un po' incosciente tu ancora o no? Ma realizzata, dai. Ben arrivati, mi avevi promesso che per martedì finivate di festeggiare, sei con tuo figlio il capitano Cristian Libri, ciao. Buonasera. Benvenuti per parlare di questa vostra vittoria in Coppa, lo faremo con i nostri opinionisti, Pierpaolo Ponte, buonasera, Davide Barlocco, buonasera. Max Rossi. Buonasera. Visto che parliamo di giovani, no? Di adolescenza, il vostro ricordo più bello calcistico da adolescenti? Pier. Ma poi vedendo anche papà e figlio, l'esordio in prima squadra, può sembrare una cosa banale, ma una volta l'esordio in prima squadra era una cosa ambitissima, e mi ricordo era un lontano palazzologo naso, non dico l'anno perché altrimenti scoprite che non sono così giovane, e ovviamente ero un ragazzino, non avevo la patente, mi portò mio papà al campo e vedendomi emozionato, non disse una parola tutto il tragitto, mi ricordo che mi salutò dicendo non sta vepore, no? E quella cosa lì, poi mio papà è mancato dopo poco, mi piace pensare che sia un testamento emotivo che mi ha aiutato in campo e non solo in campo. Bello. Barlocco. Io mi ricordo l'esordio in primavera a Monfalcone, in un Triestina, Milan, gol di Paolo Maldini, finita 1-1 però. Così, una robetta da niente. Sì. Bene, Max Rossi? Io non posso che mettere l'esordio in Serie B, non ancora sedicenne, il giorno prima del mio compleanno, quindi sono... come ci si sentiva? Insomma, le gambe tremavano, anche perché comunque non è lo stadio di adesso, però comunque 12-15 mila persone c'erano, e insomma, quindi mi ricordo proprio, insomma, anche perché ho fatto 25 minuti, quindi le gambe che tremavano. Poi dopo dentro magari un pochettino ti sciogli, però insomma è un ricordo bello che mi porto dietro, anche se poi ho avuto la fortuna di averne tanti, soprattutto in età giovane. Sì. Per Cristian Libri, che è ancora giovanissimo, però mi collego anch'io agli esordi. Quando ero sedicenne con Gianni Tortoro, 7 partite senza mai giocare, primo anno di prima squadra, in un mercoledì sera, mi pare, a Corno contro il Cervignano, a metà primo tempo, mi pare un infortunio o qualcosa, mi ha detto vai, entra tu. E lì, insomma, te lo ricordi, insomma, ecco. Ed è partita una bella storia, perché sei arrivato a quante presenze nel frattempo? Hai superato? Superato sicuramente le 250 a Corno. Insomma, quindi è una bella storia, sempre giocato al Corno, ha vinto un'altra coppa, ne parleremo. Libri, ti faccio tornare un po' indietro nel tempo, è un ricordo da adolescente. Bello, un ricordo. Allora, innanzitutto ti ricordi che negli anni d'oro si iniziava a 8-10 anni, non c'erano prima i piccoli amici pulcini. E in un allenamento ci ha fatto fare le gare rigori. Lì l'ho vinto questa gara e mi hanno regalato un pallone vecchio, consumato, perché una volta era così. E mi ricordo che l'ho portato a casa con una grande emozione, ho raccontato a casa che ho vinto i rigori con questo bel pallone tutto consumato. Da bambino proprio. Proprio da ragazzino, 8-10 anni, perché non si iniziava prima. Sì, è vero. Quello ricordo che mi rimane proprio
Era diverso, un calcio un po' diverso. Rigori che non sono serviti sabato invece, tutto deciso nei due tempi. Va bene, volete anche il mio ricordo? Allora guardate, non è mio personale, io ricordo da ragazzo, andavo a vedere sempre mio fratello, questa flash, no? Di una sua tripletta al centro del mobile, ero esaltatissimo. Sapete perché lo dico? Perché oggi compie gli anni, così colgo l'occasione per fare gli auguri a mio fratello e lo Grande saluto. talento tuo fratello. Assoluto. Bene, tra l'altro ha giocato anche lui nelle rappresentative, a me non è mai capitato, erano anni in cui non era così seguita, adesso la rappresentativa regionale ha seguito, interesse, è molto organizzata, produce risultati, 2 squadre classificate. Allora, alla vigilia di Pasqua parliamo di sosta, parliamo di una sosta che ovviamente c'è per il torneo delle regioni, riepilogo dell'andamento. Il Friuli Venezia Giulia in Sicilia brilla, i nostri ragazzi fanno gol e vincono, 2 rappresentative su 3 qualificate e che peccato per l'Under 15 imbattuta ed eliminata con 5 punti, il rammarico di non aver fatto gol con il Bolzano, il rimpianto di non aver fatto più gol con il Trento, ma i ragazzi di Denuzzo hanno saputo giocarsi alla grande questo torneo delle regioni, mettendo in mostra comunque più di qualche individualità. Il gol di Mina all'esordio resta una cartolina di questo TDR. Poi l'Under 17 forte, convinta fin dall'inizio, e la differenza sono proprio i gol, perché con il Trento i ragazzi di Randon ne fanno subito 6. Omizzolo, corner di De Caneva e autorete, poi Pittioni, Camarà, Bettini e Bidoli. Una prova di forza fin dall'esordio e poi già qualificati con il Bolzano. Basta la rete di Bettini, l'1-1 con il Veneto con il gol di Fiorino vale il primo posto e adesso sarà quarto di finale con la Lombardia. E poi l'Under 19 di Bortolussi. C'è un dato preoccupante, sì, le reti subite 6 e delle quali molte evitabili, però c'è un dato confortante e come 9 le reti fatte e tante di qualità. Si parte con Greco e poi i 5 gol al Bolzano, Meneghetti, Degano, Marmoreo, Osmani e Pian. Già nella seconda gara questo gruppo dimostra il suo carattere, sapendo sempre reagire. L'apoteosi poi con il Veneto, il vantaggio di Zecchini, la rimonta degli avversari fino al 2-1 e gli ultimi decisivi minuti, il rigore procurato da Coluccio e siglato da Osmani. E soprattutto lui, il giocatore del Codroipo, che sigla la rete della vittoria del primo posto. 7 punti nel girone e così Bortolussi torna sulla panchina del Friuli Venezia Giulia, centrando intanto un primo obiettivo: la qualificazione. Supera il girone mostrando tutta la grinta, la voglia di questo gruppo che adesso sfiderà la Campania e che giustamente deve sognare. Allora chiediamo se sogna anche Jacopo Puntin, il nostro inviato dalla Sicilia, come la stai vivendo? Al tuo fianco c'è Thomas Randon, lascio a te la linea, poi avremo anche qualche domanda da studio. Jacopo. Ciao Massimo, qua tutto benissimo, oggi è stata la giornata di riposo, ce la stiamo vivendo molto bene, non senza qualche piccola paura come ieri contro il Veneto e contro il Bolzano. Comunque i ragazzi sono un gruppo fantastico, era un gruppo fantastico anche l'Under 15, ci dispiace molto che siano usciti anche perché hanno disputato un ottimo torneo senza mai perdere e prendendo solo un gol. Randon, allora sentiamo la sua disamina di queste prime 3 giornate. Cosa resta? Buonasera a tutti, è stato un bel inizio, era un obiettivo che volevamo raggiungere, il passaggio del turno
e i ragazzi sono stati straordinari e diciamo che la ciliegina sulla torta è stata sicuramente il pareggio col Veneto che ci ha permesso di chiudere come primi in classifica. E ovviamente se avete domande prenotatevi per il nostro Thomas Randon. Faccio sentire un passaggio di Bruni, il tuo capitano, e poi commentiamo insieme. Sentiamo Bruni, cosa ha detto ieri a Jacopo Puntin. Qui con Bruni, il capitano dell'Under 17 che ha passato il girone quasi a pieni voti. Oggi una piccola sbavatura, comunque un pareggio, mai sconfitti e un solo gol subito. Intanto ti chiedo, come stai? Allora, sinceramente io sto bene, tutti stanno bene, come vedo dalla squadra, come rende, tutti danno il massimo sempre e le gambe comunque si iniziano a sentire perché una partita al giorno con questa intensità è veramente stancante. E con lo staff, che ringrazio tutti, ci stanno aiutando molto con i massaggi del fisio, con tutti gli esercizi che ci danno, con lo scarico, veramente ci stanno facendo un gran favore e ci aiutano a migliorare e a scaricare. Beh, oggi un pareggio contro il Veneto, avete giocato anche contro Trento e Bolzano. Quale delle tre secondo te è stata la partita più difficile al di là del mero risultato? La più difficile mentalmente forse era quella col Bolzano, perché volevamo chiuderla subito, volevamo subito passare il girone per darci anche una speranza in più nel futuro del torneo, ecco. Invece qual è la partita che secondo te hai giocato meglio delle tre? Quella col Bolzano, secondo me quella col Bolzano ho giocato bene. Beh, una vittoria ampia, la prima partita contro Trento. Che emozione avete provato a vincere così bene all'esordio in questo torneo? Sicuramente ci ha dato una nostra prova di come ci siamo allenati per tutti questi mesi, che comunque tutti costanti, tutti forti sempre. Ci ha dato una prova di come siamo fatti e comunque è andata bene. Il mister Thomas Randon è uno, possiamo dire un esperto, uno che ha esperienza in questo torneo. Cosa ha dato a voi come squadra? Come vi carica? Ma secondo te qual è la cosa più importante che vi ha trasmesso in queste tre partite? Allora, sinceramente qua la cosa più importante che ha detto è che qua non ce ne sono 11 ma ce ne sono 20 e che comunque la squadra non è composta da 11 ma tutti 20 che danno il contributo e che comunque in qualche modo aiutano la squadra, che tutti sono disponibili, tutti sempre pronti ad entrare. Adesso turno passato, si guarda verso la finale, voi possiamo dire siete stati forti in questo girone, avete dimostrato la vostra forza, voi vi sentite forti? Questa è la domanda che mi sento di chiedervi. Certo che noi ci sentiamo forti, siamo sempre umili però coi piedi per terra perché non abbiamo fatto ancora niente. Noi adesso dobbiamo concentrarci, abbiamo un giorno libero che prenderemo per rilassarci, per scaricare le gambe e poi subito concentrati per le prossime partite. Si punta alla finale? Certo, si punta sempre alla finale, soprattutto a vincerla. Bene, Ecco, mister, insomma, questa convinzione, insomma, sei riuscito a trasmetterla, no? Di essere sul pezzo per non aver paura a guardare in alto, no? Ma guarda Massimo, ho visto adesso l'intervista di Matteo, insomma mi ha fatto molto piacere anche perché hanno capito che dobbiamo cercare veramente di gettare il cuore al di là dell'ostacolo perché domani sarà una grande partita contro un avversario veramente tosto perché la Lombardia per grandezza di regione, per qualità sarà sicuramente un grande avversario, ma io credo che i miei ragazzi domani veramente ce la metteranno tutta, almeno anche oggi negli occhi vedevo 20 giocatori che veramente avevano il fuoco, che se potevano avrebbero già giocato oggi, quindi veramente spero che domani riusciamo a fare un grande risultato perché sono 20 ragazzi che veramente se lo meritano per la serietà e la disponibilità che mi hanno dato in questi mesi. Una domanda, questo pareggio fatto con il Veneto dà una consapevolezza notevole quindi alla squadra, calcolando che incontrerai una Lombardia che è un'altra corazzata vera, ecco. Guarda, il pareggio col Veneto è stato secondo me il risultato più bello perché ha dato un segnale veramente di avere tutti giocatori importanti perché contro il Veneto ho praticamente cambiato quasi tutti, anche per dare la possibilità a chi aveva giocato meno di mettersi in mostra e la squadra non ha mai
non ha mai calato, anzi ha alzato veramente sempre il ritmo, non ha mollato un centimetro, è veramente stato secondo me il segnale più importante di questo torneo e quindi veramente sono orgoglioso di questi ragazzi e della scelta di questi 20, ne vado molto fiero al di là di come andrà il torneo. Ovviamente poi noi domani guarderemo con attenzione a questa sfida alle 11:30. Chiedo a Jacopo Puntin, ma di riflesso anche a Mister Randon, prima però lo faccio dire da Jacopo così si sbilancia un po' e sentiamo cosa risponde il Mister. Ma dove sta la forza di quest'Under 17? La forza di quest'Under 17 è proprio nella mentalità. Se vuoi invece una risposta sul campo, secondo me abbiamo un reparto offensivo veramente di tutto rispetto, ma non solo, perché tutti e 20 giocatori hanno fatto una selezione incredibile, il mister, oltre a Omizzolo davanti, poi c'è Chezza dietro che è un grandissimo giocatore, a centrocampo c'è il capitano Bruni, l'abbiamo sentito, che secondo me personalmente è il giocatore che mi piace di più di tutta la rappresentativa sia Under 17 che 15 che 19. Ah, addirittura. Thomas. Che dire, non saprei dirti, ti dico che non ho nomi da darti, dico che veramente sono contento di questi ragazzi e non finirò mai di ringraziarli. Hanno tanta qualità e soprattutto hanno una personalità che ho visto in pochi gruppi, ecco. Diciamo Massimo che secondo me è molto vicina, se non quasi uguale a Vercelli. Ok, quindi a quella della Juniores, dell'Under 19 che ha già allenato il mister, ha sfiorato il titolo. Allora, grazie a mister Randon e a Jacopo Puntin per questo primo collegamento. Ciao mister. Grazie. Buona partita per domani, in bocca al lupo. Consiglio a Jacopo di uscire e rientrare dal collegamento, così abbiamo Bortolussi. Max Rossi, chiedo a te, sull'Under 19, la vittoria col Veneto è stata veramente di forza e di carattere, no? È stata una partita dove entrambe avevano tanto da perdere, nel senso che comunque il pareggio avrebbe eliminato il Friuli, il Veneto poteva solo vincere e doveva farlo con almeno 2 gol di scarto, sperare che dall'altra parte, quindi insomma è stata quasi una partita a scacchi. Diciamo che il vantaggio sembrava aver messo incanalato la partita in direzione Friuli Venezia Giulia, poi c'è stato questo piccolo passaggio a vuoto, compreso l'errore clamoroso in ripartenza solo davanti al portiere che avrebbe spento ogni speranza del Veneto, e poi gli ultimi 15-20 minuti sono stati veramente belli, perché insomma dentro fuori per entrambe le selezioni nel giro di un botta e risposta, e dopo sono stati bravi perché insomma il 2-2 che eliminava, mi sembra, entrambe le squadre, a quel punto lì non era facile riuscire a trovare il gol della vittoria, perché sapevi che comunque potevi prendere il 3-2 in contropiede, e quella è una dimostrazione di forza. Il miglior secondo con 5 punti posto, se passavano con 5. Sì, passavano forse. Con 5 passavano. Però ha garantito il primo posto, anche se poi il sorteggio ha proposto anche qua una regione bella tosta, la Campania. Presidente Libri, insomma l'Under 19 tutti la guardiamo con grande interesse, è partita forte, tanti gol. Infatti partita forte, tanti gol, speriamo che portino a casa il trofeo, che sarebbe una bellissima cosa per il Friuli. Libri, cosa vuoi dire di questa rappresentativa, Cristian? Noi facciamo sicuramente tutti il tifo, l'Under 19 forse è quella più seguita da noi perché sono i nostri fuori quota, e quindi ci auguriamo che domani possano continuare. Insomma. Domani tocca a mister Bortolussi, che vedo... È una storia di orgoglio friulano anche, no? Diciamo, perché è una regione piccola con un numero di tesserati, ne parlavamo prima, sicuramente inferiore rispetto ad altre regioni, si sta facendo onore contro squadre che dovrebbero essere attrezzate in teoria. Ha mostrato carattere, così abbiamo Roberto Bortolussi. Queste prime 3 giornate, mister, ciao, dicono che avete carattere? Ma finalmente, a parte la prima partita, diciamo, sono riusciti a capire che cosa vuol dire fare il torneo delle regioni.
Non è il campionato, perché il torneo qui sono poche partite e quindi devi mentalizzarti subito come funziona il tutto. Poi è una cosa a livello nazionale e quindi vieni coinvolto, diciamo, un po' da tutto il meccanismo, quindi riesci a capire come funziona al sud, come funziona al nord, e secondo me sono due modi di giocare, di capire il calcio in un modo abbastanza diverso. Anche se tu hai vinto, sei esperto, ma la partita di ieri cosa ti ha dato a te? A me ha dato tanto e ti spiego per quale motivo, perché ho capito che sono riuscito a mettere dentro quella mentalità che due partite fa non c'era, o perlomeno c'era però con tanta timidezza. E quando ho cercato di far capire, guardate che qui o ci mangiano e torniamo a casa, oppure dobbiamo essere bravi noi a mangiarli, quando c'è stato il momento sono riusciti a reagire e io dico siamo stati fortunati, ma la fortuna non va e viene da sola. Quindi bravi i ragazzi a credersi fino alla fine, e poi ormai vi ho abituato a soffrire e quindi cerchiamo di soffrire così fino alla fine. Che va bene comunque. Sentiamo Coluccio, che è stato il grande protagonista di ieri, rigore procurato e gol. Sentiamo cosa ha detto a Jacopo Puntin. Secondo me il mister Bortolussi ci ha detto poche cose anche negli allenamenti in vista della partenza per questo torneo. Ci ha detto di fare quelle poche cose però fatte bene, perché lui ci crede in queste cose che fa, che hanno portato anche a ottimi risultati. E sì, sempre ogni partita di aumentare sempre di più, di crederci come ci crede lui e tutto lo staff che c'è dietro, anche che ci dà una grande mano. Oggi il gol, possiamo dirlo, della qualificazione del Friuli Venezia Giulia. Raccontaci un po' che emozione è stata segnare con tutti che vengono addosso a te ad abbracciarti, perché sei stato l'eroe di questa rappresentativa quest'oggi. Ma un'emozione bellissima, devo dire che mi è scappata qualche lacrima, anche perché è stato un gol, una liberazione per me. È stato un anno un po' difficile, però mi ha aiutato a crescere molto mentalmente anche come persona, e sono grato oggi di aver aiutato la squadra a passare il turno, e niente, sono molto felice, sono sensazioni che non si possono descrivere. Max Rossi, difficile perché in questa categoria quest'anno non hanno giocato sempre, no? E Coluccio però è uno di quelli che si intravedeva già nel Codroipo, che ha avuto dei momenti di qualità. Non è facile, perché insomma neanche per il mister penso sia facile andare a fare selezione, perché poi non tutti giocano con costanza. Poi la regola mi pare che fosse 5, 4 e 5 quest'anno, invece 4 rappresentativa non c'è, non esiste neanche il 5, quindi difficile fare una squadra e portarla ai quarti di finale con giocatori che magari hanno giocato pochissimo, anche se per fortuna devo dire che tanti di quelli hanno qualità e quindi hanno un minutaggio abbastanza elevato. Fa giocare, adesso torneremo a collegarci con Bortolussi, fa giocare davvero tanti e non ha, si vede che non ha lascia stare 11 titolari che magari in un torneo non servono, però adesso glielo chiediamo a Roberto, ma voglio sentire Barlocco, veramente sono 3-4 forse i titolarissimi. Sì, è vero, ha girato tantissimi giocatori, ma quello che diceva Rossi ha assolutamente ragione, perché il problema di fare selezione con dei giocatori che giocano effettivamente poco nei loro club diventa molto difficile. E la fortuna Roberto, che è un amico e conosco, e oltretutto è stato un mio compagno di squadra, vi posso garantire che a livello caratteriale è uno che riesce a dare tanto a sti ragazzi. Ecco Roberto, è così, praticamente in queste 3 partite è cambiato tanto, no? Possiamo dirlo, spiegaci un po' la scelta. Diciamo che i ragazzi, giocando tutti i giorni, è difficile che diano il 100% ogni partita, quindi io quando faccio la convocazione cerco di portare via che siano 20 titolari e che mi possono fare anche più ruoli. Difatti cerco di portare via giocatori jolly che non mi facciano il singolo ruolo, ma che me ne facciano altri, e li ho ruotati in tutte e 3 le partite, perché fare scarico la mattina per poi giocare il pomeriggio non è così facile il recupero, ma questo mi ha pagato anche 7 anni fa la stessa cosa,
e non so, è un lavoro che ci credo e non ho seguito bene il vostro discorso, ho sentito solo la parte finale, diciamo, delle considerazioni che avete fatto, però io credo di avere del buon materiale per poter far bene. Se poi le squadre avversarie sono più forti di noi, tanto di cappello, però credo che anche domani andremo a giocarsela fino alla fine. Stavamo dicendo che anche per un selezionatore come te fare scouting su dei giocatori che in realtà giocano poco nella propria squadra non è proprio semplicissimo, ecco. No, questo era un passaggio che non l'avevo sentito. Sì, non è stato facile, però andandoli a vedere anche nella Juniores, poi ho avuto la fortuna che le società, anche perché se sono da una parte non riesco ad essere dall'altra, anche se avevo tanti collaboratori, ho avuto la fortuna che le società, visto che adesso girano quasi tutte le partite, mi girano le partite, quindi io durante la settimana, oltre ad essere presente magari in qualche società a vedere gli allenamenti, mi rivedevo le partite della domenica durante la settimana, quindi se giocavano anche un quarto d'ora, 20 minuti o giocavano il tempo intero, sono riuscito a vedere quello che mi interessava. Quello che ha detto che Coluccio, che è stata comunque una stagione difficile per lui, no? Giocatore di qualità che nel Codroipo, soprattutto nelle ultime partite, anche il mister e la società lo ha voluto sempre più presente, però nonostante le qualità non era sempre un titolare, no? Quindi anche per questi ragazzi il torneo diventa importante, è un momento per dare valore alla stagione, possiamo dire così, no? Certo, Coluccio ha giocato poco perché all'inizio era infortunato e poi non potevo convocarlo perché giustamente era impegnato in Coppa. Ho avuto un buon rapporto sia con il Codroipo società, ma soprattutto con Pittilino, che si è sempre reso disponibile, ma come tutti i mister, perché il buon rapporto che ho avuto con tutti era una semplice telefonata: come sta, come non sta, chiedevo semplicemente se poi la domenica veniva impiegato, ma senza forzare niente, e cercavo di organizzarmi, andare a vedere le partite quando ero sicuro che se uno giocava da una parte piuttosto che dall'altra. Quindi la mia visione della partita della domenica era l'ultimo momento, quando sapevo o vedevo le formazioni sul gruppo e di conseguenza sapevo se uno giocava o non giocava, e altrettanto i miei collaboratori che andavano a destra e a sinistra. Però vi ripeto, non deve essere un alibi, i giocatori ci sono, l'unico problema che poteva esserci, e queste scelte le ho fatte anche sul minutaggio che avevano sulle gambe, perché quando facevamo allenamento io mi accorgevo che uno teneva 20 minuti, 25, mezz'ora e poi non aveva più benzina. Quindi la scelta finale che ho fatto, non tanto sulla qualità del singolo giocatore, ma sulla quantità del minutaggio, perché poi alla fine era quello che conta. Giocando tutti i giorni, se uno ha solo 20 minuti sulle gambe diventa difficile poi chiedere qualche cosa in più. Chiudo con le ultime due cose e poi lasciamo andare mister Bortolussi. La prima è: abbiamo fatto una carrellata di immagini, la tua passeggiata che è diventata iconica, no? Io ho detto, insomma, ci ricorda qualcosa quella passeggiata, no? Ricordando quel momento in Abruzzo, poi i tuoi momenti con i ragazzi, i gol, perché sono stati tanti gol e questo è un punto di forza. Però ti faccio vedere i gol subiti. I gol subiti ti preoccupano? Cos'è distrazione? Non siete riusciti a provare bene le palle inattive? Dimmi qualcosa sul lato negativo di questa spedizione. In questo caso qui sapete tutti che quando sbaglia il portiere purtroppo prendi gol, se sbaglia l'attaccante, qui secondo me questo gol è bravura dell'attaccante, d'accordo che ha saltato da solo. Allora vi spiego, noi stiamo vedendo, e anche stasera stiamo vedendo le partite delle squadre che andiamo ad affrontare. Ci sono delle squadre che hanno delle qualità. Bolzano provava un calcio d'angolo dove ammassava tutti lì del portiere e abbiamo preso gol lì, anche se io ai ragazzi l'avevo detto ma diventa difficile, però l'abbiamo fatto anche noi. Ho detto ma se lo provano loro, e questa è una cosa che io non ho mai provato, non è che abbiamo provato durante la settimana o negli allenamenti, ma se lo fanno loro perché non possiamo farlo anche noi? E Degano ha fatto gol direttamente su calcio d'angolo, c'è stata un'altra occasione che... Quindi è logico che ti ritrovi ad avere delle situazioni che se sbaglia il portiere, come è successo a Blasizza, abbiamo preso gol, io ritengo, passami il termine, stupido, però ha sbagliato il calcio e purtroppo abbiamo preso gol così. Quello un altro gol che abbiamo preso è quello nel primo palo di ieri,
che dove è passata, dove non è passata, però non sappiamo dare una spiegazione o allenare per quale motivo sia passata lì, perché l'uomo sul palo c'era, l'uomo sul vertice c'era, batti e ribatti, la palla è andata dentro. Certo, allora Puntin e Bortolussi, stessa domanda fatta a Randon, qual è la qualità? Jacopo, e poi sentiamo cosa ti risponde il mister sulla tua valutazione. Per poter risponderti la stessa cosa dell'Under 17, il gruppo è sicuramente la produzione offensiva, ma in realtà il vero top player dell'Under 19 ce l'ho qui vicino, ed è il mister Bortolussi, che legge molto bene le partite, fa i cambi giusti, sa dare la giusta carica alla squadra. Fa il furbo Jacopo, già vicino al mister, no? Con la dichiarazione d'affetto. Mister, è Degano il tuo leader in questa squadra? Allora, Degano è il capitano, e se è capitano non è un caso. Si è subito mentalizzato e fa da portavoce un po' per tutti, e secondo me merita di essere il capitano. Però qui ci sono buoni giocatori che secondo me alla lunga possono dire tanto, e sono convinto che le società che punteranno su di loro avranno delle grosse soddisfazioni. Per quanto riguarda il torneo, io mi auguro di continuare ad andare avanti e dare le soddisfazioni che abbiamo dato, perché comunque ora ho visto che si sono mentalizzati, ora vedo che veramente ci tengono tanto e finalmente siamo riusciti a creare il gruppo. Poi ti ripeto, può succedere di tutto, però ora come ora li vedo veramente mentalizzati bene. Mister, e complimenti, buon lavoro, buona partita per domani che seguiremo. Ciao Roberto. Buona serata a tutti. Libri, i due libri. Voglio chiedere una cosa in attesa di Fornasiere. Il vostro invece rapporto con i giovani, perché Corno punta tanto. Che giovani avete trovato voi, Presidente? Abbiamo dei bravi giovani e un futuro sicuramente positivo, stiamo lavorando molto bene con il settore giovanile, ci teniamo e quindi abbiamo una buona prospettiva per il futuro. Perché voi avete sempre lavorato in quella prospettiva. Cristian, come vedi i compagni, quelli più giovani, visto che si parla tanto, no? I giovani sono un po' diversi, eccetera, vanno trattati in una certa maniera, tu che sei ormai diventato un leader, no? Che comincia ad essere un esperto, mi dai un po' il polso della situazione? Ma di giovani ce ne sono tanti, e quello che noto è che sono tutti bravi, hanno tutti tanta qualità, però peccano un po' a livello di mentalità. Bisogna ripetere tante volte le cose, bisogna perderci, fra virgolette, spenderci molto tempo, però qualitativamente secondo me sono molto più preparati, più bravi rispetto ad anni fa. Sicuramente questi tornei aiutano, no? A crescere in mentalità. In questa cosa Max sicuramente ha la risposta giusta, avendo fatto una vita al settore giovanile, quindi sa cosa vuol dire lavorare con i giovani. Ma adesso, come ha detto giustamente, adesso la differenza difficile è la mentalità, perché comunque vanno pari passo con quello che sembra frasi fatte, ma insomma va di pari passo con quello che è il mondo adesso. Come diceva il Presidente prima, parlava di tantissimi anni fa un calcio diverso, ma è vero, noi, io parlo insomma, vedere, dopo ci arriveremo, mi hai detto, no? Vedere Medi, vedere Nardi, vedere gente che comunque ha 40 anni e vederli in campo trascinare, tutto, quella è quella mentalità che adesso manca in tanti ragazzi. Però poi vedi questi tornei e vedi che c'è mentalità. Sì, perché... infatti parlavo prima di Degano, per dirti Degano, io l'ho preso l'anno scorso, uscito da Udine, mandato a casa a calci nel sedere, che voleva smettere di giocare a calcio con la testa bassa, vederlo adesso dove è arrivato, però si vedeva subito che era un ragazzo che aveva voglia, che aveva di dimostrare, che aveva mentalità. Il mister prima ha detto prendo giocatori che hanno più ruoli, Degano se la fa giocare in porta, gioca anche in porta, dice sì, va bene, gioca, perché la differenza proprio è nella testa. Insomma, chiedo anche a Simone Fornasiere, che segue da tanti anni il torneo delle regioni, il suo parere. 2 qualificate, ciao Simone, che bilancio fai tu? Insomma, per ora è un successo, ma dimmi che cosa ti ha colpito e che cosa invece magari vuoi andare a sottolineare che c'è da migliorare. Buonasera a tutti, ciao. Beh, innanzitutto direi che, come hai detto tu, l'obiettivo insomma è stato un torneo delle regioni assolutamente positivo, perché siamo andati veramente a 1 millimetro dal portare 3 squadre nelle prime 8 d'Italia, e credo che insomma per una regione come il Friuli Venezia Giulia sarebbe stato qualcosa di incredibile, visto che
allo stato attuale solo Piemonte e Lombardia sono riusciti a portare 3 squadre su 3, quindi insomma credo che il bacino sia ben più ampio e ben diverso. E cosa mi ha stupito, cosa mi è piaciuto? Come hanno già detto, come ha detto anche il mister dell'Under 19, mi è piaciuto il carattere, perché quando tu al 90esimo della terza partita sei eliminato e al 93esimo l'hai ribaltata, vuol dire che qualcosa c'è, che hai carattere, che ci credi, perché insomma il blackout di 8 minuti costato 2 gol col Veneto poteva probabilmente essere davvero letale per questi ragazzi. Invece io ho visto che ci hanno creduto, e poi quando tu fai i cambi e chi entra non entra arrabbiato, cioè entra arrabbiato nella maniera giusta perché non giocava e cambia la partita, significa che hai un gruppo importante. L'hanno dimostrato ieri i cambi. Dell'Under 17, se ti devo dire una cosa che veramente mi ha impressionato, è il reparto offensivo, dalla mediana a salire, mi hanno davvero impressionato con la fisicità e con tutto. E anche lì però vedo un gruppo unito, un gruppo coeso, perché vivendo ogni giorno, ogni momento con loro, insomma, ti accorgi dai piccoli particolari di questa cosa. Partendo forte col Trento, già 6 gol, e poi invece le altre partite hanno saputo gestire. Ti chiedo, volevi intervenire Pier? No, io volevo chiedere se hanno avuto occasione di assistere anche ad altre partite, qual è la loro sensazione, qual è la squadra favorita, come ci collochiamo rispetto ad altre regioni. Avete captato qualcosa negli ambienti del TDR? No, allora, avendo visto 3 partite al giorno delle nostre rappresentative, era impossibile vedere altre partite. Poi i mister le hanno viste per ovvi motivi tecnico e tattici, ma io la sera non restavo a guardare partite, insomma, ecco. E Pier, Massimo lo sa che ha visto meglio e prima di me i tornei delle regioni, che dire chi è favorito o cosa in questo torneo è praticamente impossibile. Cioè, sicuramente squadre Materasso non ce ne sono. Per dire, noi con la Juniores abbiamo eliminato il Bolzano, che uno dice vabbè, il Bolzano è una squadra Materasso, e non è vero. Il Bolzano ha dimostrato di essere una squadra importante, e lo dimostra anche il Trento, che si è qualificato nell'Under 19, per cui è un torneo atipico, perché tu non conosci le altre squadre e poi cambiano l'età ogni anno, quindi non è che tu puoi lavorare con un gruppo che magari ti porti avanti da anni, anche perché le età saltano. Quindi la 15 di quest'anno tu il prossimo anno non la puoi portare al torneo delle regioni, perché la 16 non esiste. Quindi o fai attività in mezzo, oppure devi costruire ex novo la squadra dell'anno dopo. Per cui in questo percorso di crescita, secondo me, il lavoro del comitato regionale conta, perché lo dicevamo anche quando ne eravamo in onda, costantemente ritrovi, li hai mentalizzati questi ragazzi che c'è una rappresentativa, si sentono un po' come in una nazionale. Va bene, prima di lasciarti andare a letto, Fornasiere, che ti vedo più stanco di Puntin, che ha lavorato nettamente più di te in questi 3 giorni. chi ti ha detto che vado a letto a Giardini Naxos? È bello lì? È bello? Ma insomma, no, a parte le battute, perché andrò veramente a letto, ma il tempo non è bellissimo, c'è vento e minaccia pioggia, quindi non è... Noi non capiamo niente, vediamo tutto buio, insomma, quindi... Volevo dirti che da Giardini Naxos mi sono affacciato prima e vedo la casa di Antonino Libri a Reggio Calabria di fronte. Ho salutato la sorella prima dalla terrazza e ci siamo salutati. Ciao. E qua il Presidente, fra poco parleremo anche di questo corno. Simone, ti ha sorpreso che ha vinto alla fine? No, perché se tu riprendi le registrazioni di martedì scorso, quando ci hai chiesto il favorito e tutti hanno detto la Buiese, io ti ho detto che secondo me partiva avvantaggiato il Corno perché era più esperto a questo tipo di partite, e così è stato. Così è stato alla fine, siete più esperti, prima di tornare da loro. L'ho detto anch'io questo. Sì. L'hai detto prima? Prima. No, però. No, a nessuno, me ne sono tenuto e l'ho parlato con loro, uno spogliatoio. Però tu mi avevi detto settimana. che sentivi la Buiese leggermente favorita. Sì. Avevate questa impressione, però l'esperienza ha pesato? L'esperienza e poi la partita secca per noi è
diciamo, il nostro marchio di fabbrica, quindi... È vero, è vero. Senti, resta ancora un attimo Simone, perché volevo fare un ragionamento con te e i nostri opinionisti, visto che parliamo di giovani, no? Zironelli ha detto che queste settimane serviranno anche per vedere un po' di giovani. Vorrei farti intervenire sulla crisi Cernisi-Muzzane, il servizio. Parliamo di Serie D. In 11 partite, 17 gol subiti. Cioè 17 gol subiti in 11 partite è media retrocessione. Era iniziata così la stagione del Cernisi-Muzzane di Zironelli e sta finendo purtroppo così. 10 gol subiti, solo uno fatto nelle ultime 3 partite in Serie D. 3 partite che abbiamo staccato la spina. Bollare così non riusciamo a capire sinceramente il motivo. Ed è incredibile, dopo il rinnovo e l'idea di posizionarsi il più in alto possibile in una stagione che sembrava in crescita, ecco di nuovo il calo e quei playoff che appena sussurrati diventano irraggiungibili. Questo era l'ultimo treno per prendere i playoff, non ce l'abbiamo fatta e niente, adesso coglieremo l'occasione per vedere dei ragazzi interessanti per il prossimo anno. Questo è purtroppo l'ultimo obiettivo della stagione. Cercare giovani, nuovi giocatori, perché la verità è che anche stavolta ci saranno tante partenze. Io mi sono messo dell'idea di costruire per questa dove non è mai stato costruito, no? Perché questo resta il grande obiettivo del futuro e speriamo che questa stagione abbia gettato davvero basi e che questo finale non mini tutto per ripartire di nuovo da zero. Ecco, rapidamente poi vi lascio andare. Simone, potrebbe minare questo finale di stagione qualche certezza o no? La sta già minando, perché i dati delle ultime 3 partite sono davvero da brividi. Cioè, troppi gol presi, troppe prestazioni. Io Adria non l'ho vista, ma insomma quando perdi 5-0 credo non serva a vedere. Troppe prestazioni brutte significa che qualcosa o si è incrinato o che qualcuno ormai è già in vacanza, si sente appagato magari di una salvezza conquistata un mese e mezzo fa, di tanti punti conquistati un mese e mezzo fa, e quindi ha mentalmente staccato la spina. Non riesco a darmi un'altra spiegazione, perché un crollo così è davvero inaspettato, era almeno per me. Gli opinionisti? Sì, probabilmente qualcuno ha già tirato i remi in barca, no? Più in generale io vorrei si scongiurasse l'ennesima rifondazione del Charlins, no? Se devono trovare i giovani, che li trovino, il mio suggerimento è nell'ottimo settore giovanile che hanno, che batte tutti i record nelle varie categorie. Questo sarebbe un bel segnale, perché creerebbe un po' di senso di appartenenza. Qui abbiamo una meravigliosa storia di un ragazzo che probabilmente ha cominciato nei pulcini, adesso è il capitano della prima squadra e trasmette dei valori che in una realtà come il Charlins non c'è nessuno in grado di trasmettere. Questa è la mia idea. No, ma al di là di questa parte molto romantica che ci sta e che secondo me deve essere un obiettivo di crescita, la rifondazione o comunque il cambiamento della sensazione che ci sarà. Poi Simone ci sente, se vuole intervenire e mi corregga in caso, ma la sensazione è che di nuovo tanti elementi vengono cambiati, ma abbiamo detto che stava costruendo, non è che si rischia di non costruire di nuovo più? No, non credo che facciano questo errore o che rifacciano questo errore, perché ricordo che dall'anno scorso a quest'anno a Carlino sono rimasti 3 giocatori, di cui uno è Dionisi, uno è Castagnevic e l'altro è Bussi. E questa volta saranno numeri superiori, tanto superiori, sì. Sensazione di Fornasiere? I giocatori devono confermarli, se no veramente riparliamo di rifondazione. Anche di più speriamo. Sensazione di Fornasiere su quanti... se sarà rifondazione o meno? 8-9 giocatori confermati. Un buon numero o no? Ma dipende sempre cosa vuoi fare, dipende sempre qual è l'obiettivo del prossimo anno, nel senso ripartire da 9 giocatori su 23-24 sì, non è tanto. Insomma, io mi auguravo che ripartissero da meno 13-14 per quello che è stato fatto fino a 6, certo, mi auguro che sia così, perché insomma, meno cambi e meglio è. Questo finale, secondo te? Questo finale secondo me è figlio un po' di quello che è successo l'anno scorso,
e quindi secondo me è figlio un po' della retrocessione, quindi quest'anno, come diceva Massimone, ti sei salvato un mese e mezzo fa e quindi inconscio, ma qualcosa già molli. Ma poi... c'è un ragionamento da fare, il mister ha rinnovato, dei giocatori non si sa, può essere che siano proprio i giocatori a dire io ma non so cosa mi aspetto dal futuro, mollo un po'. Insomma, allora, dipende come sei abituato. Quando giocavo io, cioè in una società come Carlino, dove da quello che sento non ti manca niente, non ti fanno mancare niente, se io arrivo ad aprile che non ho ancora rinnovato, le ultime 5-6 partite vado al doppio, non vado alla metà, per come ragionavo io da calciatore. Lascio andare Fornasieri, dico solo, è sicuramente un finale che delude l'ambiente, no? Perché comunque Cerris Muzzane voleva cercare di arrivare finalmente il più in alto possibile, no? Al di là di quello che sarà il futuro. Senza dubbio, c'era la grande occasione di poter arrivare più in alto di sempre possibile. Va bene, io ringrazio Simone Fornasieri. Jacopo, grazie per lo splendido lavoro che stai facendo, ti lascio andare a riposare, ci sentiamo domani naturalmente. Ciao, domani notte. Grazie Jacopo Puntin, ciao Simone Fornasieri. E allora noi continuiamo, abbiamo toccato l'argomento Cernis Muzzane, ma attenzione, giovedì in campo, si torna con la Serie D, Chions Brian Lignano diventa una sfida che vale la matematica. Servizio. La matematica, eccola lì, ad un passo, può arrivare giovedì. Sono calcoli diversi però, quelli di Chions e Brian Lignano. Per la squadra di casa potrebbe essere la matematica retrocessione, per il Brian Lignano la matematica salvezza. E pensare che quando si era aperta la stagione proprio con un Chions Brian Lignano di Coppa Italia, nessuno avrebbe immaginato un epilogo così. Il Chions, targato Lenisa, si ipotizzava potesse intraprendere un nuovo percorso di crescita in questa categoria e invece si è ritrovato con troppe scelte sbagliate. Abbiamo sbagliato alcune scelte di mercato all'inizio. Il Brian Lignano invece si poteva presumere troppo debole per una categoria come la Serie D, dove non basta l'idea del bel gioco di mister Moras. E invece il mister, i giocatori, la società hanno convinto, e al di là della matematica, questa è una stagione dove i conti tornano su ogni fronte. Lo sport in generale, o comunque questa categoria qua, noi dilettanti dobbiamo viverla così: programmazione, progettazione e tranquillità. E giovedì si potrebbero chiudere i conti in attesa di progettare il futuro. Il Brian Lignano sarà senza Ciriello e, a proposito di matematica, ha raggiunto i 20 gol in Serie D. Un messaggio chiaro, un uomo da cui ripartire per il secondo anno di Serie D, da conquistarsi a breve, perché poi, lo sappiamo, la vera sfida dopo la promozione viene proprio la stagione successiva. Chions Docet. È vero, è così Barlocco, quell'inizio di stagione pensavamo che non fosse così contrapposta la storia Chions Brian Lignano? Sì, il Chions purtroppo quest'anno ha fatto veramente troppi errori a livello di scelte. Per quello che riguarda il Brian, io a inizio anno non avevo nessun dubbio sul tipo di gioco che avrebbe espresso, avevo più dubbi sulla fisicità di una squadra che secondo tutti me lo dicevano. Era un po' troppo gracile per la categoria. Invece non e al di là del gioco, la continuità. Certo. Questa squadra ha continuità di prestazioni, poi la Serie D non è facile, certo. E trovi squadre però comunque... a nascondere tanti fastidi del Brian resta sempre Ciriello. Per me non nasconde, per me comunque è parte di... Esalta una soluzione trovata. Ma lui pensa che nasconda, lui crede che Brian Lignano senza Io ho questa convinzione che quando hai un centroavanti che fa 20 gol in un campionato... Ma quello ovunque, insomma, lo stesso Portogruaro, che insomma, come il Brian, insomma, è inutile che ci parliamo, insomma, ci prendiamo in giro, Portogruaro e Brian sono salvi, e Portogruaro togli Corti, che comunque ha fatto 15-16, cioè non è che nasconde, però qualsiasi squadra senza un bomber da 15-20 gol fa fatica. Però da lì devi ripartire, ho detto, da Ciriello però il capolavoro anche nelle parole di Paolucci, che ha detto la tranquillità, no? Che è una cosa che poche altre squadre hanno avuto, perché poi anche il Brian ha avuto qualche momento di flessione, ma non si è mai
fatto prendere dall'isterismo. Però è anche vero che ha fatto un percorso regolare, cioè noi non abbiamo mai parlato di Brian a rischio, Brian in pericolo, cioè si è installato là subito ed è sempre rimasto là, si è avvicinato magari una volta, però ha sempre 8-9 punti di vantaggio, e poi però quando ha sempre tirato fuori Dolomiti, Adriese, sempre prestazioni importanti che poi l'hanno portato a fare un campionato, cioè alla fine se continuano così finisce davanti a Carlino. Non è facile. 3 punti, 4, quanti ne I ragazzi che hanno giocato in eccellenza, tutto il gruppo è solido, perché sono 8-10 titolari mi sembra dell'anno scorso. Sì, non hanno fatto un campionato, non hanno esperienza a livello, quindi... Sì, se poi andiamo a vedere, no? Sì, c'è stato qualche aggiustamento, no? È vero che l'anno scorso... Cirielli sicuramente dà una buona mano, perché 20 gol, insomma... 20 gol. Però io dico che, a parte che io credo in queste cose, in questa situazione, perché creare un gruppo e dare continuità alla fine porta sempre, paga. Però la vera sfida è l'anno dopo. Sì, assolutamente. Gli equilibri di questa categoria, prendere le decisioni famose, no? Però anche perché primo anno comunque, al di là della bravura del Brian, delle qualità, c'è un po' l'entusiasmo ti aiuta, come dicevi tu, nel servizio, il Chions l'anno scorso, il secondo anno è quello più difficile, diciamo che è lì il vero scalino. Passi il secondo, allora poi riesci a programmare secondo me in maniera diversa se vuoi restare in categoria. Chions che ti fa tornare in mente l'eccellenza, no? 10 anni fa battevi proprio il Chions per vincere la Coppa, no? Esatto. Te lo facciamo ricordare, va bene? Belle emozioni. Belle emozioni. Allora, dopo la pubblicità, secondo tempo, parliamo di coppe. Quella del Corno, dobbiamo parlare del Teor con Pierpaolo Ponte, inviato speciale insieme a Magrini a Teor, e allora torniamo fra poco con terzo tempo. Eccoci qua, andiamo avanti, secondo tempo di terzo tempo, è il momento della famiglia Libri, insomma da 30 anni è il momento della famiglia Libri a Corno. Altra soddisfazione, la Coppa, servizio. È bello, è una soddisfazione mia anche personale, perché quest'anno sono 30 anni che faccio parte di questa società. Una coppa da festeggiare in famiglia, la famiglia del Corno Calcio. È questo che hanno saputo creare Antonino Libri e Silvia Braida. Io ho spiegato ai ragazzi cos'è Corno. Corno è una società dove vive di valori, dove c'è serenità, c'è sportività. Questo è Corno, un paese che festeggia, è una famiglia, la famiglia Libri, che davvero è riuscita a rappresentare col calcio una comunità. Vedo che anche la medaglia. Me l'hanno data per portarla in comune e orgogliosamente la porteremo in comune, che deve rimanere, che abbiamo vinto questa Coppa di Promozione. E poi sì, è una questione di famiglia, perché in campo c'è il figlio di Silvia e Antonino, Cristian, capitano, che 10 anni fa si grava il gol dell'1-1 nella finale di Lignano col Chions, poi vinta, con giocatori come Motta e Diab, protagonisti. Quella Virtus Corno era fortissima. 10 anni dopo qualcosa è cambiato, Corno è in promozione, ma in questo momento serviva vincere per dimostrare che in qualsiasi categoria si può trovare entusiasmo e protagonisti. E stavolta tocca a Kodermaz con gli assist e Leban doppietta trascinare i biancoazzurri verso questo trionfo. Leban, se giocasse tutte le partite così sarebbe in un'altra categoria. Sarebbe in Champions League. Sarebbe Intanto questa Coppa va bene, no? Questa Coppa va bene, ce la godiamo tantissimo, l'aspettava tantissima società, il paese, tutti quanti. E stavolta in panchina c'è mister Pino Cortiula, 10 anni fa, Angelo Cupini. Il destino che ha davvero intrecciato queste due figure. Infatti è stato Pino a prendere il posto di Cupini al Fagagna dopo la sua scomparsa, e adesso a Corno, ancora dopo di Angelo, è toccato a lui rivincere una Coppa da dedicare innanzitutto alla società. E aver portato a Corno questa Coppa, che è quella che gli mancava, sono contento, perché gliela dedico completamente alla famiglia Libri, che meritano veramente questa soddisfazione. E 10 anni dopo, Cristian Libri, da capitano, alza al cielo la Coppa ed è ancora festa a Corno di Rosazzo.
Parto da Cristian. Raccontami un po' cosa si pensa. Hai fatto rivivere dei bei ricordi, insomma. Cosa si pensa? Un paio di giorni dopo inizi un po' a pensare a quello che hai fatto durante la stagione e diciamo abbiamo messo la ciliegina sulla torta perché non si era messa benissimo, dopo un paio di sconfitte in campionato, perso il treno playoff, e quindi era l'unico modo con cui concludere al meglio la stagione. Serviva esatto. All'ambiente. Pensavo proprio a questo, intanto ti ho chiamato Antonino nel servizio, Antonio, diciamo, ma Tony, insomma, meglio dicessi Tony ero a posto, no? Senti Tony, i momenti, no? Valgono entrambe, anche se quella Virtus lì era uno spettacolo, dai, siamo onesti. Quella Coppa di Eccellenza non c'è storia, sei d'accordo? Sì, non c'era storia. No. Avevamo una squadra veramente forte. Ecco. Però nel calcio, come ho detto, serviva questa Coppa, cioè in momenti diversi, in epoche diverse, con giocatori diversi, può valere alla stessa maniera, no? Una Coppa. Assolutamente sì. Poi forse ancora meglio perché vinta con un gruppo di giovani senza grandi nomi, quindi abbiamo creato quello che Corno è, un gruppo molto solido e con una squadra che ha dato continuità negli anni, perché lì ci sono tanti ragazzi che sono parecchi anni. Ecco, la Coppa di 10 anni fa è un momento di ascesa, no? Con anche dei nomi importanti. Questa è quella che dice la società resiste, anche se retrocessa non ha perso la sua identità. No, perché l'abbiamo dimostrato 4 anni fa quando siamo retrocessi dall'eccellenza e siamo risaliti di nuovo l'anno dopo, dalla promozione all'eccellenza. Poi abbiamo avuto la sfortuna delle 5 retrocessioni, se no forse eravamo ancora lì. Ma ci cambia poco, ti dico la verità, perché siamo sereni, stiamo bene anche in promozione, poi se riusciamo a fare anche il salto ben venga, ma non ci creiamo il problema, anzi. Quello diciamo spesso, no? Che il vero segreto sono le società, perché poi i giocatori passano, gli allenatori passano, ma è la società che deve avere la sua identità, quindi questa è una bella storia. Da romanticone come me, il ragazzo che 10 anni dopo è sempre stato lì capitano, calcia la Coppa. E io mi ricordavo anche il suo gol a Lignano, e quindi davvero una storia bellissima. Le storie del nostro calcio sono meravigliose, poi tra l'altro c'era anche la storia dei 2 mister all'interno di questa partita, che è un altro pezzettino romantico. Quindi... Che noi siamo ripartiti, io ho ripreso in mano nel 2013, prima ero vice, gestivo sempre per la presidenza per il 2013 di nuovo, e quella volta abbiamo fatto una rivoluzione totale proprio, abbiamo preso Tortolo come mister, e penso che avevamo la squadra più giovane e siamo arrivati quarti in classifica, e da lì questo gruppo, dopo chiaramente aggiungendo quei 3 pezzi che ci hanno fatto fare la differenza, però venivamo fuori da 3 anni con un gruppo sempre continuativo. Quindi questo ti dà forza, e adesso abbiamo lo stesso discorso. Ma anche questa appartenenza che riuscite a dare il sindaco, il comune, la vostra famiglia, stasera non c'è Silvia, ma lei insomma è un altro elemento importantissimo con la sua energia. Cristian, ecco, essere la famiglia all'interno della società ti porta a dare qualcosa in più sempre, no? Quello sicuramente, infatti secondo me quello è il valore aggiunto del Corno. Tutti sentono parte, tutti contribuiscono anche con poco ad essere una grande famiglia, tutti si sentono responsabilizzati, e quindi questo sicuramente è il nostro Dove non segreto. Fate voi i protagonisti però, perché voi non siete, la presidenza Libri, tu sei capitano, è Corno che viene esaltata, però è giusto che lo diciamo voi, la vostra figura, tu da capitano, Tony, tu da presidente, vicepresidente, adesso anche l'hai detto, no? È giusto, è una soddisfazione anche personale, no? Di tutto il lavoro che sicuramente. C'è, anche se non ti metti in prima linea, no? Diciamo che è iniziato presto perché da giocatore mi sono fatto male, 28 anni avevo rotto i legamenti, quella volta le operazioni non erano così, quindi ho rinunciato e sono entrato subito in società, ho cominciato già a organizzare, ho fatto l'allenatore dei bambini, ho fatto tutta la trafila, dal dirigente fino ad arrivare al presidente. Sono un trainante sicuramente perché insomma dopo tanti anni, però abbiamo un paese veramente che ci coinvolgiamo tutti, proprio non solo il calcio, abbiamo il basket, abbiamo il pattinaggio, ma poi lo stesso comune, abbiamo un comune bellissimo, piccolo, e siamo molto uniti. Prima di tornare sulla partita, se dovessi dirmi cos'è Corno per te in pochissime parole, quindi?
sono nato a Corno e cosa devo dire? Corno è nella mia pelle, non andrei mai via da Corno, impossibile, non farei mai questo cambio. Devo solo agganciarmi ed è bello rappresentare un paese che comunque poi vedi anche la domenica ti segue, prima della partita, dopo la partita, ti incoraggia, ti chiede come stai, come va, mi raccomando oggi, e quindi... Ma poi eravate in tanti, avete colorato, avete dato le sciarpe, cioè questo serve. Al di là di chi vince, chi perde, ho detto una cosa giustissima, Lindo Peretto, ho detto oggi sono stato contento comunque perché ho vissuto una giornata di sport, è stata una partita corretta, è stata una bella giornata, Buiese ha fatto una buona partita, aveva tanto pubblico che la Buiese, tutto ha funzionato, però tornando alla partita, cosa ha fatto la differenza? Andrea ha detto la forza offensiva, Kodermac, ditemi un po' voi come avete letto questa partita, Cristian. Secondo me la differenza l'ha fatta appunto il gruppo, perché primo tempo ci siamo difesi super ordinati, rischiando quasi zero, e secondo tempo poi le qualità ne abbiamo più di qualcuna, quindi siamo usciti e con 2 contropiedi l'abbiamo chiusa. Una finale alla fine... Sì, sai cosa? Secondo me la Buiese ha avuto dei bei momenti, poteva fare il gol del vantaggio, però alla lunga non riusciva a impensierirvi così tanto, sbaglio? No, è stata forse bella ma innocua, ha giocato bene da dietro, si è mossa bene, portava tanti giocatori in avanti, però poi non è mai stata pericolosa, non ha mai dato la sensazione di poter sbloccare la partita, e quindi abbiamo approfittato di questo. E la tua lettura della partita, cosa ha fatto la differenza? Io do un punto in più al mister, perché l'ha preparato molto bene in settimana, e non solo in settimana ma già da prima, e sapeva che la Buiese aveva un centrocampo molto più forte del nostro, avendo anche noi delle situazioni, ci mancavamo Chiuti e anche Neic, non era poco per noi, perché abbiamo dovuto spostare Christian dietro, e lui l'ha letta molto bene, ha detto è una finale, e gli ha dato lo stimolo giusto, e poi è stata brava anche la società secondo me a dar tranquillità. Venivamo fuori appunto da 5 sconfitte in campionato e c'è anche una salvezza da raggiungere, non dimentichiamolo. Sì, sarebbe un... però la matematica ancora dice... Ma in campionato perché non siete riusciti? Sicuramente una rosa non molto ampia, quindi qualche infortunio, qualche squalifica ci ha portato un po', ma non è una scusante secondo me. Abbiamo fatto un'andata bellissima, anche forse anche... Un po' oltre. No, esatto. Ci speravamo di arrivare ormai ai playoff per provarci almeno. Chiaro. E abbiamo avuto questo momento di difficoltà, siamo calati e abbiamo preso queste 5 sconfitte che ci hanno messo in difficoltà, però poi è servita poi la Coppa, no? Ritrovare morale. Però abbiamo trovato sempre anche nello spogliatoio tranquillità, quindi siamo arrivati bene, dai. Max Kodermac, Leban, però sono 2 begli elementi. Sicuramente il peso offensivo è importante, e poi come dicevate prima, e come il Presidente adesso ha confermato, il discorso Pino, il discorso serenità, la storia e l'esperienza come società, come Pino, come certi in queste partite qua, può emergere, aiuta e conta, insomma. Ecco, Kodermac mi prendeva in giro se parlerò bene di voi, ma io non ho mai parlato male di voi. Però, devo dire, secondo me abbiamo parlato poco di Kodermac e Leba, che sono effettivamente 2 giocatori molto interessanti, no Cristian? Quest'anno ha fatto molto bene, soprattutto Jakob Kodermac ha fatto un campionato stratosferico, non tanto a livello di gol, ma a livello di intensità, di sacrificio. Fa un lavoro che pochi altri attaccanti, sia in promozione che in eccellenza, fanno. Lui lo fa non sempre volentieri, ma si sacrifica volentieri per la squadra, e poi viene premiato con una prestazione così, un doppio assist che vale come 2 gol. Sì, sono 2 giocate molto importanti quelle di Kodermac, e poi
pescate anche da quel territorio, no? Parlavamo di Leban, no? Sì, poi, altro giocatore. No, Jacob è un caso particolare perché a parte che abita vicino a noi, perché a 5 chilometri, ma è un ragazzo che ha sposato proprio, si è inserito nella nostra squadra, poi gioca proprio veramente per la maglia del Corno, e quindi quello non è poco. Poi è un animale veramente, davanti è uno che insomma, quest'anno ha fatto già 13 gol, ma l'anno scorso ne ha fatti 10 da esterno, perché giocava a Volas davanti e lui li faceva da esterno, e quindi quest'anno si sente più responsabile perché andando via Volas davanti è veramente molto bravo. Sì, qua il gol dell'1-0 di Leban, che lo rivediamo con palla lavorata da Kodermans, poi Pezzarini qua. Erano ormai l'ultimo minuto di recupero, palla al centro, Kodermans dietro per Levan e la coppa va. Corno di Rosazzo, ne abbiamo parlato domenica, abbiamo visto le immagini con i servizi, ne abbiamo riparlato stasera, ma anche per omaggiare 10 anni dopo un'altra coppa, ma anche la vostra storia della famiglia Libri, che è davvero una delle belle storie del nostro calcio. Però se c'è stata una finale, c'è stata anche una semifinale che sembrava quasi una finale, no? Teor Deportivo. Servizio sulla prima categoria. Era la sfida tra le due più forti. Deportivo Junior, già promosso, Teor, prossimo a festeggiare. Una finale anticipata, hanno detto, anche se dall'altra parte la Virtus Roveredo non vuole fare la comparsa. E non andiamo in finale per fare le comparse. Quindi noi andiamo in finale per giocarcela, sapendo che sicuramente sono due squadre importanti e non partiremo da favoriti, però io penso che abbiamo le qualità per metterli in difficoltà. Virtus Roveredo che arriva dal 4-0 col Vigonovo, ma onestamente il 3-0 del Teor al Depo fa più rumore, e stavolta non è la vittoria dei fenomeni, non è solo la vittoria di cabine, è la vittoria di Capitan del Pin, è la vittoria del gruppo, è la vittoria del lavoro di Lorenzo Berlasso, che lo sottolinea con forza, perché lui forse avrà le valigie in mano per il futuro, ma questa stagione può chiuderla alzando al cielo una coppa, vincendo un campionato, e questo non si fa solo con i grandi giocatori, si fa lavorando ogni giorno, prendendosi ogni centimetro. Oggi cioè, è veramente forse il mio momento fino adesso, Teor, più alto, ma non per il risultato, per la prestazione, perché veramente non cioè della qualità dei giocatori, quella è un'altra cosa, proprio dell'approccio che abbiamo avuto. È una sensazione bellissima. Io oggi sono felice. Prima di sentire Ponte, Rossi e Barlocco su queste dichiarazioni, che è la prima cosa che vi viene in mente dopo queste dichiarazioni di Berlasso? Loro è sempre stato un sanguigno, uno che insomma vive di questi momenti qua. Si porta dietro, magari poi la Coppa la vincerà, ma sicuramente poi si porterà dietro questa partita piuttosto che la finale di Coppa magari, perché lui è sempre stato passionale e vive proprio i momenti, quindi se effettivamente ha detto così è perché in quel momento, in quella partita lì in panchina ha sentito qualcosa dentro di bello. E a te cosa viene in mente? A me viene in mente che effettivamente hanno vinto contro una squadra che era le finali dopo bisogna vincerle, ma questa qui era veramente una finale anticipata. Quindi... È vero, io Pier ti metto lì questa valutazione. È come se avesse bisogno proprio il mister di una partita così, ovvero di quella partita dove non sei la favorita per forza, cioè dove devi giocare, dove serve la tua mano, non c'è nulla di scontato. Sentiamo la tua idea che eri lì. No, parto dalla dichiarazione, perché sembra quasi voler dire basta dire che vinciamo solo perché abbiamo i giocatori più forti, ci ho messo anche del mio, e in questo caso bisogna dare a Berlasso quel che è di Berlasso, perché questa è stata una vittoria berlassiana, nel senso io ce l'ho avuto anche come mister per qualche mese e lui è un super concreto. Poi ci sono due tipi di mister, quelli teorici e quelli concreti. Lui, essendo stato anche un giocatore importante, ti fa fare le cose che servono sia in allenamento sia in partita, e il Teor ha fatto le cose che servivano a vincere la partita. Non è uno di quei mister che ti fa provare uno schema 19 volte e poi la domenica non viene mai, è uno di quelli che ti insegna
a fare le cose per mettere in difficoltà l'avversario, e il Théor ha messo in totale difficoltà una squadra molto forte come il Depor. Quindi tu la lettura la è una condividi? vittoria, sì, la condivido, è una vittoria proprio da Berlasso, quindi complimenti. Io sai che con Berlasso poi ognuno ha il suo modo di stare al mondo, però come allenatore bisogna dire che in questo caso ha fatto veramente la partita differenza. giusta, la differenza, e quindi lo diciamo, conquista questa finale di Coppa. E era una finale anticipata, anche se diciamo Virtus Rovereto adesso proverà di certo a giocarsela, perché è una buona squadra, ha degli buoni elementi, però torna di nuovo una volta a prendersi questa responsabilità del favorito, il Théor, no? Che non aveva, col Depor non c'era un favorito. Non c'era un favorito, anche se poi il Depor, per esempio Nardi non stava bene, aveva un po' di... però sulla carta erano le due squadre più forti. Una microfrattura al piede. Esatto. Aver già vinto il campionato e doverlo chiudere può influire in una sfida così? Ma io penso che, ecco, anche qui secondo me farà la differenza Berlasso, perché è un allenatore che non credo conceda grossi cali di tensione, quindi campionato o non campionato vorranno giocarla sicuramente. No, dico, meglio. invece quella nella semifinale, il fatto che il Depor avesse già vinto, il Théor invece deve ancora vincere. Non credo, una partita così secca, ci tenevano tutte e due, semplicemente il Théor è stato migliore in quella partita. Hai accettato di fare il classico gioco banale del promossi e bocciati, però dai. Quando giocavo mi arrabbiavo tantissimo quando facevo le pagelle, però. E allora io ho detto, dai, facciamo, insomma, promossi e bocciati, promossi, e chi ci è piaciuto di più, chi meno, insomma, con grande rispetto, per andare un po' più dentro una partita che era la partita del fine settimana in prima. Assolutamente, no? Assolutamente. Quindi ho scelto Del Pin come migliore in campo per distacco, anche perché il capitano del Théor ha fatto gol e assist, non da lui, e ha fatto una partita straordinaria, incarna proprio i valori del Théor storico, quindi assolutamente bravissimo. E Witt, che è entrato nel secondo tempo per il Depor ed è stato veramente, ha cambiato per quanto possibile la partita, si faceva dare sempre palla, quindi grandissima personalità. Ok, e chi non ti è piaciuto? Non mi è piaciuto, ma voglio spiegarlo. Dario, dopo un quarto d'ora della partita, è il centrale che gioca dietro, tutta la tribuna ha detto giocatore fortissimo, me compreso. Poi vai a rivedere i gol e ha lasciato saltare Osagede da solo in area, e sul secondo gol è stato un po' presuntuoso sull'uscita. Quindi il consiglio che do, visto che è un 2000 secondo me diventerà un giocatore fortissimo, è se quella palla l'avesse buttata in tribuna magari si sarebbe preso dello scarpone, ma 20 secondi dopo tutti si sarebbero dimenticati e la partita sarebbe stata ancora in bilico. Delle volte, diceva il mio allenatore, una cosa in meno piuttosto che una cosa in più, quindi ha un giocatore che davvero è di grande prospettiva. E poi hai detto Abba. Abba perché è entrato molto fumoso, ha fatto più doppi passi che stop, quindi in una partita così bisogna entrare un po' più cattivi. Va bene, insomma Théor Depor ha confermato però la forza di questo Théor ulteriormente, no? Che non avrà ancora vinto il campionato, ma questa conferma vale tanto. Sì, questo è proprio il capolavoro dell'anno, come dicevi tu, con una squadra al suo livello, si è dimostrata molto più forte come mentalità, come voglia e anche poi ovviamente come qualità. Una squadra che tiene Corradin in panchina in prima categoria è tanta roba. E anche Obodo, non gioca poco con Berlasso. Anche Obodo, ma questo, con Obodo non ci ho mai giocato, non so dirti se è bravo quanto Corradin. No, gioca un po'. A proposito, adesso parliamo di allenatori. Berlasso, con il servizio c'è questa idea che non sarà lui, a parte che deve chiudersi una stagione, ci vuole rispetto per questo grande lavoro, però sembrerebbe che il futuro porti a separarsi. Tu che sei di lì, che sì, i rumors dicono di sì. Questo è quello che si sente. Poi ripeto, però ho parlato benissimo di Berlasso fino adesso, so che caratterialmente non è facilissimo da gestire, quindi potrebbe essere una scelta anche della società in potrebbe essere, insomma, anche se poi c'è da finire un percorso che secondo me c'è da dargli merito per questo percorso. Vale assolutamente, però questa è la sensazione, insomma, anche per questo vale ancora di più questo tipo di semifinale e queste dichiarazioni che almeno io interpreto come importanti in tal senso. E invece in eccellenza facciamo un gioco, vediamo un po' cosa succederà, che idea avete voi opinionisti. Partiamo da Tolmezzo che
ha deciso di separarsi, di chiudere il ciclo Serini, e Fausto Barborini domenica ci ha chiarito, insomma, non c'è ancora il nome del nuovo allenatore. E quante altre piazze cominciano a ragionare sui eventuali cambi? Intanto torniamo a parlare di Tolmezzo. Finisce dopo 5 anni una promozione da record, una Supercoppa e momenti esaltanti in eccellenza, l'avventura di mister Mauro Serini, che è riuscito ad essere profeta in patria. Un ritorno nella massima categoria dilettantistica a suon di record, con le 19 vittorie consecutive, ma soprattutto una storia bellissima, la sua e quella del secondo Gobbi con il club della Carnia. Serini, già campione nazionale juniores, è tornato dopo l'avventura da giocatore in rosso-blu da allenatore ed è riuscito a lasciare il segno. Finisce una storia, ma resta la storia di 5 anni bellissimi. È importantissimo, il Tolmezzo secondo me merita di stare in eccellenza e ce l'abbiamo fatto a portarlo su. Avete il nome del nuovo allenatore? No, non ce l'abbiamo, stiamo ragionando. Il massimo sarebbe riuscire a individuare qualcuno che continui nel progetto di rispettare il territorio, di rispettare un po' la Carnia. La prima analisi è quella di capire se in casa nostra c'è qualcuno non che non abbia competenze, se ha affrontare l'eccellenza con tutto il rispetto per tutti. Casa vostra, quindi del vostro settore giovanile? Ma nel nostro settore giovanile e nel nostro territorio della Carnia. Il Carnico. Barlocco, che conosci bene l'ambiente. Sì, conosco bene l'ambiente, in effetti per il momento non è ancora trapelato nulla, qualche nome di Carnico si sanno, sarebbero 2 i nomi, uno tu lo dovresti conoscere anche abbastanza bene, dato che è tuo fratello. No, non entro in merito questo, non mi pare, lo saprei essendo di famiglia. Sì, comunque è uno dei nomi che viene più fatto adesso come adesso, insieme a Francesco Marini, che è un altro bel prospetto. Però al di là di chi possa... Io invece ho l'idea che questa volta Tolmezzo abbia bisogno di andare a cercare certezze fuori. Io ci leggo, credo naturalmente alla volontà di trovare la continuità, che sia questa la voglia, ma io penso che forse potrebbe spostarsi fuori Tolmezzo. No, non guardo te. Dipende sempre che percorso vogliono fare, insomma, diceva adesso che vogliono dare continuità al territorio. Sì, però ho detto l'eccellenza è l'eccellenza. No, certo. Io ci leggo l'eccellenza e quindi come devono pesare bene. Devo capire bene. Cioè, non fare solo perché è del territorio, ma fare perché sanno che può fare, è chiaro, altrimenti butti via tutto quello che hanno fatto di buono in questi anni. Questo. Okay, però in suggestione Vincenzo... Ma guarda, lo chiamerò qua, cambierete conduttore. C'è una cosa incongrua però che ha detto in questo caso il direttore sportivo, perché continuità al territorio con il direttore sportivo De Magistra e con... Bisogna capire cosa succederà al direttore sportivo, che non è stato ufficializzato niente. Esatto, quindi c'è anche questo da dire, no? Mi dici continuità al territorio, ma porti 5 giocatori da fuori quest'anno, voglio dire. Sì, probabilmente hanno provato a fare qualcosa di diverso per capire, per vedere se c'erano le basi per provare a fare qualcosa di più. Ci sta, anche ci sta. Territorio fino a un certo punto, anche, perché voglio dire, i giocatori la maggior parte sono carnici, ma se andiamo a parlare sulla valorizzazione dei giovani carnici non ci sono numeri così importanti, perché a me viene in testa Knight, che è il fuoriquota storico 2004, che finisce da fuoriquota adesso, ma se no tanti giovani a Tolmezzo, nomi... Però sono cresciuti con un nucleo storico che era loro, che ha dato dei risultati. Verissimo. C'è tutto il settore giovanile dietro. Okay, no? Ma chi del settore giovanile ha giocato in prima squadra però? Solari, insomma, qualcuno. Solari è uscito, quest'anno è andato Mandi, avevano fatto giocare Picco, che poi va bene, si è spostato, Corradazzi. Insomma, Davide, credo non sia male, no? Però al di là di questo, poi comunque una tua idea e ci mancherebbe, non è che deve essere ognuno le sue, io penso invece il contrario in questo caso, ma il tema è, e poi andiamo sulla grafica generale, secondo voi non avere l'allenatore in questo momento
dopo che hai già scelto di separarti, che può diventare un problema non avere già l'idea che da presidente, come tempistica, è rischioso con un'eccellenza da affrontare? Lo stacco e non hai le idee, cioè non hanno le idee chiare, però non avere già, poi magari l'avranno mascherato, non lo so. Può essere, ma non credo, io credo che Fausto sia molto onesto in queste cose. Ma l'avrebbe detto. Non sono a mezzo, quindi non No, so dico in cos'è. generale, secondo te dovresti avere già il nome per un'eccellenza adesso? Se hai deciso di cambiare, sì. Dovresti già averlo. Secondo te, Per? Sì, anche per progettare, no, un po' il discorso che facevamo prima, per gettare le basi. Sì, nel momento in cui tu ufficializzi una separazione, insomma, dopo è scontato che sotto abbiano magari due nomi, come dice Barlo, però magari insomma, ce li hanno e poi esatto. Però questa incertezza è un po' della categoria quest'anno, perché secondo me è un anno di transizione. Ho provato a ipotizzare questa nuova eccellenza dove, vediamo, ovviamente ci sono ancora le squadre che stanno lottando per la salvezza, River Fleibano, Azzurra e Casarsa ovviamente, dove metto incerto perlomeno River Fleibano e Azzurra, perché bisogna capire innanzitutto che cosa accadrà. Poi ho messo le nuove entrate, Pordenone e le già promosse, dove c'è confermato Campanella, nuovo quasi sicuro a Mortegliano. Vi chiedo, secondo voi, vi sottolineo, dico incerto che Arbora Ponziana, non per il mister, e lo dico stasera, io voglio capire che cosa succederà che Arbora Ponziana, cosa faranno, perché credo potrebbero esserci anche delle novità societarie, magari qualche unione, qualche collaborazione, qualche fusione, solo voci, però mi tengo l'incertezza, me lo permetteranno, poi insomma diventeranno certezze. In questo quadro vi chiedo a voi quale panchina, quale situazione andreste a sottolineare. Vi faccio un altro esempio, io metto incerto Kras, più che altro perché Knežević magari è da capire se vuole ancora continuare, tanti anni che lì, non è per forza scontato, non perché la società non voglia continuare. Lascio incerto Codroipo perché secondo me un piccolo confronto adesso deve esserci per capire come continuare, lo aveva fatto capire anche qualche dichiarazione Pittilino, comunque anche la società ha detto ci dobbiamo trovare. Quale situazione invece secondo voi vi incuriosisce di più in questa nuova eccellenza? Anzi, Max, nulla per il momento, non hai chiuso nulla, no? Sei ancora libero? Sì, dai, okay. Sì. Ci sono delle situazioni, sì. perché è uscita forte questo tuo accostarti in Veneto? Insomma, le voci escono fortissime ogni anno, Okay. Poi alla fine... Non c'è niente di ufficiale? No, di ufficiale no, ancora. C'è solo, sicuramente sei attenzionato. Comunque non Tolmezzo. No, Tolmezzo no. No, da osservatore, Max, di questo quadro dell'eccellenza, te quale situazione andresti a... Devo dire che ci hai preso bene, secondo me. Può essere questo il quadro? Sì, anche se ti dico poi mi sbilancio e lo faccio da opinionista, quindi secondo me Pro Gorizia e Juventina io ti metto secondo me nuovo? Azzurra ti metto nuovo, Kras perfetto, la tua motivazione ci sta, Codroipo sì perché Fabio come dici tu ha fatto intendere che vuole mettere le carte in tavola per capire qual è il progetto Codroipo, essendo comunque lui un allenatore che ha vinto tanto, un allenatore ambizioso. Chiarbola anch'io ero in dubbio, mi incuriosisce un po' la situazione, un po' anche il percorso tipo Cerini, quindi anche lì una salvezza fatta l'anno scorso super, quest'anno doveva essere una di quelle società, ma però praticamente anche quest'anno conquistata, potrebbe essere che anche loro cambino. Ma che comunque guardando sta schermata c'è un vero ribaltone sulle panchine di eccellenza. Infatti ti ho detto occhio che c'è del movimento e tanti nomi costati, quindi non possiamo avere troppe certezze in questa, quindi mi aggancio al discorso Tolmezzo non è un caso a parte quest'anno. Infatti Knežević
io lo davo come Ferguson al Manchester, che può essere, quindi mi stupirebbe molto. La curiosità grande è per il Lavarian, perché dovrà trovare un nome importante e quindi... Ecco, non avrei detto Sanvitese. Volevo metterla incerta Sanvitese, però secondo me mi sbilancio più sul nuovo. Max, io mi sbilancio sul nuovo, non so. Sì. Anche secondo me cambia. Perché hanno fatto un percorso, secondo me. Fatto bene. Ti dico anche un po' di nomi, così facciamo, è per giocare. Allora, nessuno è stupito da Tamai nuovo, tra l'altro. No. Anche lì, secondo me, insomma, Agostini rimarrà, penso, in società. Così ho sempre poi voci, come le senti tu. Non è nulla di ufficiale. Esatto, allora, vabbè, esatto. Uscita, quindi Furlan per il futuro del Tamai. A Codroipo, se non dovesse restare Pittirino, nome forte è quello di Sandrin, che viene dato anche però all'LME. All'LME io ci aggiungo uno, Godeas. Max Rossi lo evito da questa schermata stasera, no? A San Vito Vittore potrebbe essere un ritorno importante. A Fontana Fredda ho dubbi, non so. Hai dubbi? Io ho dubbi, tu non so, io ho dubbi. E dico, a Tolmezzo secondo me è davvero difficile fare una previsione. E quindi per ora resto cauto, anche se secondo me io punterei a uno fuori dalla Carnia. Dico solo questo, idea che mi sono fatto così, ma è totalmente personale. E bisogna capire anche che futuro sarà a Gorizia la Juventina, come saranno i movimenti, perché Visintin, insomma, si sa che è stato accostato ad esempio a Chions, che potrebbe arrivare in questa tabella, con San Luigi che potrebbe andarsene. A Corno, che non è un'eccellenza, però insomma... A Corno vogliamo confermare Pino, ne parleremo, non abbiamo Dovete ancora ancora chiudere, però quella è l'intenzione di entrambi, di andare avanti. Questa Coppa ha aiutato nelle scelte oppure non era... assolutamente no. No, non c'era nessun tipo di problema nel caso. Va bene, vedremo cosa accadrà in futuro, insomma, perché adesso c'è la sosta, abbiamo parlato tanto del torneo delle regioni, parleremo dei prossimi impegni, si torna in campo dopo Pasqua, un'eccellenza che è da decidere, si ripartirà con il San Luigi che deve andare a prendersi la matematica e poi sappiamo c'è la lotta a salvezza e mi sembrava il momento giusto per provare intanto a mettere lì qualche ipotesi, a fare qualche ragionamento su un futuro che però fra poco le società devono scriverlo. Anche perché alla fine, a parte Flaivano e Azzurra, le altre Luigi e Tamai, le altre tutto già scritto, già fatto, possono già programmare e lavorare. Sì, devi farlo, no? Devi cominciare. Non me ne voglia Casarsa, ma insomma... sì. Difficile, esatto. Difficile. Adesso il vero dubbio è capire se l'Azzurra riesce a tenere quel play out e se magari riesce a prenderselo in casa. No? Adesso diciamo che questo weekend è importante, anche perché c'è un doppio Flaivano-San Luigi nel giro di 2 giorni, sabato titolo regionale juniores e domenica il campionato. È vero. Deve essere brava l'Azzurra questa sosta a ritrovare un po' di serenità e un po' di tranquillità. Alla fine questa eccellenza ha sciolto gli equilibri piano piano, no? Possiamo dirlo. Sì, esatto. C'è stato, a me, ecco, Fontana Fredda ad esempio, non pensavo si interrompesse così velocemente il rapporto con Malerba, no? Si andasse molto veramente con un nuovo allenatore, perché fino a un certo punto sembrava una storia perfetta, era no? Una delle favorite l'avevamo data anche comunque un periodo favorita, non favorita, ma una delle papabili, mettiamola in questo modo, e abbiamo raccontato anche la bella storia di Malerba. E invece poi si è rotto qualcosa. Poi io l'ho vista a Tamai, sono andato a vedere Tamai Fontana, devo dirti che al di là del risultato a me Fontana è piaciuto. Però sei d'accordo che la strada è quella di un nuovo mister al Tognon? Sì, ma che io sappia, non so se ce n'è già andato Malerba. No. Proprio già sapevo che... No, poi è rimasto, le dimissioni sono rientrate. Ero rimasto indietro io, avevo sentito le dimissioni, non avevo sentito... Sono entrate, quindi, però l'idea... È chiaro, si è rotto qualcosa, dai, sì. Infatti, va bene,
per stasera abbiamo terminato, insomma siamo tornati sulla vostra bella vittoria, però non vi ho chiesto, insomma poi ho sentito di medaglie finite in posti strani, com'è andata la festa, che poi chiudiamo anche con un po' di goliardia. Libri. È stata lunghetta, è stata... Sì? Dove hai chiuso tu? No, per fortuna in piazza Corno, quindi ho fatto qualche metro per andare a casa, però... Hai festeggiato più quella dell'eccellenza o quella della promozione? Lì forse un pareggio, gioco un pareggio, sì. Età diverse, avevi più energie 10 anni fa per festeggiare. Qual è stata più bella tra le due? È forse più sentita questa, perché sono un po' più vecchietto, quindi più responsabilizzato. Però... E per il Presidente invece, che le ha vissute tutte e due da dirigente di riferimento? La prima è stata bellissima, poi in eccellenza è diversa, però questa me la sono goduta. Sì, perché diciamo dopo tanti anni di calcio questa qua, diciamo, è la ciliegina sulla torta, dai. Mi dà soddisfazione per quello che ho passato, insomma, tutti questi anni. E tu dove hai chiuso? Io ho chiuso a Corno in piazza con lui. Ah, ok. Quindi... Ma si possono dire gli orari o no? 4 del mattino. Va bene. Comunque San Giorgio sono stati splendidi, no? Splendidi a San Giorgio, splendidi anche a Buiese. Infatti volevo salutare il Presidente, che è stato veramente un signore. Abbiamo trascorso dopo la partita in serenità, una persona squisita, e poi anche loro bravi, perché sia il pubblico che la squadra si sono comportati benissimo. Perdere non fa mai piacere, no? No, certo. Però loro si sono veramente comportati bene, e San Giorgio complimenti, perché hanno fatto molto bene, ben attrezzati. Quella medaglia persa che si è scherzato tanto è rientrata in sede? Non è ancora rientrata. Non è mai rientrata. No. Hanno fatto qualche scherzetto, insomma, sì, dai, goliardico. Ci sta. Allora, grazie per essere stati i nostri ospiti, per aver rivissuto le emozioni di sabato, che noi abbiamo cercato di raccontare con più dettagli possibili. Grazie ad Antonio Libri, Cristian Libri, Pierpaolo Ponte, Davide Barlocco, buonasera. Max Rossi. Buonasera, grazie. Dobbiamo lanciare la nostra storia dei dilettanti. Max, tu non eri un bomber, tu eri un grande giocatore, no? Non ti definiresti bomber? Bah, dipende che... Tu eri un grande giocatore, un campione, diciamo che ha iniziato, sì, a parte che i gol inizia a farli dopo, insomma... Però insomma, quindi... se dovessi dirmi un bomber, io non so se sei d'accordo, penseresti a Tracanelli. Insomma, sì. Si sta? Come bomber? Sì. Per definizione prettamente solo bomber, nel senso, c'è la caratteristica principale, sì. E quindi stasera torniamo un po' indietro, parliamo di un bomber del passato, Tracanelli appunto, che ci racconta i suoi anni. Ascoltate il senterista, a un certo punto mi sono messo a sorridere, perché tra i gol che ha fatto, abbiamo giocato con la Spagna, ho fatto gol. Con la Spagna, sì. Tu hai fatto gol anche a me comunque, Tracanelli. Anche a te? Sì. E non giocavo nella Spagna. Tu non hai giocato, no. Però vabbè, insomma, non era facile comunque anche far gol a te, insomma. No. Allora vi lascio con questa storia. Grazie a Pietro Piccini e Francesco Zilli in regia. Noi torniamo domani alle 19:30, perché vi teniamo aggiornati, l'abbiamo già fatto stasera con un ampio spazio sul torneo delle regioni. La storia di stasera con Bomber Tracanelli. 17 gennaio 1967, nato a San Vito al Tagliamento, goleador, un attaccante che ha davvero segnato un periodo del calcio dilettanti, tanta Serie D, ma non solo, per Massimo Tracanelli. Ciao e benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Segnavi, sei tu? Sì, mi piaceva, sì, segnare. sì. Era un classico attaccante che cercava proprio in tutti i modi il gol. Sì. Non importava come? Non importava come, perché li ho fatti in tutti i modi. In tutti i modi. Sì. Io ho solo sentito parlare di te, bene, tranquillo, Tracanelli, tutti lo volevano, è vero, era così? Ma sì, difatti ho cambiato diverse squadre, forse anche per quello, cioè... Però comunque non esageratamente, no? No, dove mi sono fermato di più è stato Sarone, che mi sono trovato benissimo, insomma, a fine carriera.
è stato sicuramente degli anni bellissimi. Insomma. La carriera inizia parlando di prime squadre con il Pordenone, era il Pordenone della Serie C. Che Massimo Tracanelli era quello col Pordenone? Ma non è stato facile perché avevo già giocato in promozione con la San Vitese, lì avevo 17 anni così. Poi c'è stato il salto in Serie C e subito, per l'infortunio di un giocatore che era Livrec, Luca Verec, insomma, ho dovuto giocare titolare subito, ma la differenza era tanta da settore giovanile passare subito in Serie C. Pesavo pochissimo, pesavo 62-63 kg, quindi bastava un soffio che mi vedevano volare, insomma, per terra. Però è stata una bella esperienza sicuramente, insomma, c'erano giocatori d'esperienza, c'era Narduzzi, Franca, Fulvio di Trieste, era un bel campionato. Insomma. E poi insomma comincia però la tua avventura, comincia nei gol, il primo centro del Mobile dove poi ci tornerai e farai 4 anni, nel mezzo la San Vitese, il Fontana Fredda, e passerai anche al Vittorio Veneto, chiudi la carriera con il Sesto Bagnarola. Ma andiamo con ordine, innanzitutto che giocatore eri? Ma ero il classico attaccante, insomma, a cui piaceva far gol, quindi cercava in tutti i modi, quando aveva la palla, che c'era l'opportunità di tirare in porta, di farlo. Poi mi piaceva anche svariare, sì, non ero il classico terminale là davanti, facevo anche la seconda punta, mi adattavo anche in diversi ruoli, ad esempio al centro del Mobile con Piccoli, Enzo mi faceva fare l'esterno quella volta era tutto campo, sì, non da metà campo in su. Certo. Insomma. A proposito di Piccoli, San Vitese, insomma, abbiamo parlato con Scodeller che hanno creato questa Hall of Fame per ricordare i giocatori del passato, no? Scodeller è ovviamente Mister Piccoli, tu hai ovviamente giocato nella San Vitese, hai avuto come allenatore Piccoli, che cosa mi vuoi dire? Ma lui è stato il miglior allenatore che ho avuto, insomma. Era quello che riusciva a tirarti fuori anche il 100%, cioè anche quello che in quel momento lì magari non riuscivi a dare il massimo, però lui con le sue parole tutto riusciva. Sì. Com'era vivere quel calcio lì, Massimo? Era quegli anni, insomma, dove la zona di Pordenone stava alla grande a livello di interregionale, no? Se parliamo di dilettanti, no? Lasciando stare le grandi piazze, no? Udine, Trieste, eccetera, però il mondo dilettantistico ha avuto un periodo d'oro a Pordenone, no? Ma secondo me quegli anni 90 là era un buon periodo, c'erano 5-6 squadre in interregionale Serie D, e giocavi anche, andavi in Toscana, sì, il campionato non era limitato magari Triveneto, cose del genere. Toscana, Emilia, erano bei campionati e molto lottati, insomma. Io quasi sempre ho lottato per la salvezza, sì, non per raggiungere, magari vincere il campionato, però certo, valeva lo stesso, cioè raggiungere la salvezza era come vincere. Sì, e poi fare gol in quelle categorie lì, insomma, valeva. Che calcio era secondo te? Ma secondo me diverso rispetto adesso, trovavi molta più esperienza in giocatori e tutto quello che ti dico adesso. Io vado a vedere qualche partita ogni tanto, ma non vedo quella voglia, insomma, nei giocatori, non vedo i leader in campo, i trascinatori che c'erano una volta ce n'erano tanti. Spiccavano di più, sì. Vedi una cosa un po' più omologata, dici? Faccio un esempio, c'era Beppe Bressani, hai presente quello di Nimis che ha giocato in Serie A, Udinese? Cioè, me ne ha raccontato Piccoli. Ho giocato lì un anno, il primo anno in interregionale col Centro del Mobile, e lui era di poche parole, però si faceva capire subito ed è stato molto importante, anche per me, io ero giovane, quindi. Mi hai detto questo nome, che giocatori hai apprezzato tu nei dilettanti? Ma diversi, perché ho giocato tante volte, un anno insieme a Sevegliano con Paolo Sebastianis, e lui l'ho apprezzato tantissimo, perché quando giocavo contro eravamo amici, perché abbiamo fatto qualche rappresentativa così insieme,
però quando era in campo, sì, eravamo avversari, però leali, no? Giusti, e lui lo apprezzavo tantissimo. Dopo un buon giocatore, tecnicamente, con la cattiveria giusta, calcistica, agonistica, bravo. Con chi ti sei trovato meglio là davanti? Davanti agli ultimi anni a Sarone. Negli ultimi anni a Sarone ero con Massimo Vendruscolo e il principe Crestan. Cioè bastava uno sguardo per capirsi, era fantastico. E lì insomma, anni d'oro insomma, no? Vi siete Io divertiti? bastava che facessi un movimento, Marco ti trovava facilmente, stessa cosa io, perché tecnicamente eravamo tutti molto bravi e quindi... Quindi nel percorso tuo diciamo che la coppia che resta è Crestan-Tracanelli o c'è stato anche altro? Ho avuto a San Vito anche Eros Mucin, però sì, abbiamo giocato pochissimo insieme. Diciamo che con Crestan avete fatto più epoca, più epoca. Fortunatamente come trasmissione abbiamo raccontato tantissime cose, però devo ammettere che noi in questa regione qua il legame con i dilettanti è fortissimo e si tende molto ancora a guardare al passato, no? C'è come un'epoca, c'è anche con un po' di nostalgia, ecco, no? E tu sei stato uno dei più nominati, ci conosciamo oggi praticamente, però quando parlavano di giocatori dilettanti, uno dei nomi che usciva sempre eri tu. Come si prova in questo? No, fa molto piacere, insomma, perché si ricordano, vuol dire che hai lasciato qualcosa, insomma, nel calcio, perché dopo ero una persona brava, cioè nel senso onesta e tutto, quindi apprezzavano anche questa cosa qua, insomma. Avevi la percezione di essere uno dei top nei tuoi tempi, nei tuoi periodi? Guarda, senza presunzione, però sì. Ci sta, dai, insomma. Però non sei uno che ha tenuto troppo i conteggi, no? Hai fatto gol senza tenere troppo i conti. No, anche perché sì, gli anni interregionali non è che facevi tantissimi, ne facevo, arrivavo a 14, 15 forse una volta. Però gli anni dove ho segnato di più è stato Sarone, insomma, che ho vinto la classifica capocannoniere. Sì, hai vinto bene, la classifica ne hai vinte un paio, no? Mi pare. Sì. Ecco, una partita indimenticabile. Ma sono state le partite, secondo me, che sono valse la salvezza. Qualche spareggio, lottato durante il campionato, eri sempre lì per salvarti, un po' eri già retrocesso e hai centrato l'obiettivo. Secondo me quelli lì erano partite molto importanti, insomma. Dopo, che mi ricordo sempre, sono state le due partite nel 1990 contro la Spagna, che c'erano i mondiali in Italia, e in Friuli c'era la Spagna e l'Uruguay, abbiamo fatto 2 amichevoli, e lì anche abbiamo giocato tutte e due, è stato bellissimo, tutte e due a Fontana Fredda, insomma, e abbiamo giocato contro dei mostri lì, Mitchell, Martin Vasquez, Cendo della Spagna, Zubizarreta, e feci anche un gol lì, sì, contro... Lo dici così? Ma insomma, me lo ricordo sempre, gli amici, scherzando e tutto. Io pensavo fosse di me, abbiamo giocato, va bene, ho fatto anche il gol. Eravamo 3-2 il primo tempo. Incredibile. Dopo è finita 8-2, però... Vabbè, ci sta. Il gol come, te lo ricordi quello? Ma è stato un passaggio di, non so se te lo ricordi, Ciani, una punta anche lui. Mi ha fatto tipo un cross, toppato di petto, e al volo di sinistro in diagonale fece... Dopo ha segnato Ciani il secondo. Bene, dai, non male direi, come ricordo. Molto bello. Una persona indimenticabile per te? Quello che mi ha insegnato di più è stato Enzo Piccoli, allenatore. Dopo ho avuto direttori sportivi anche molto bravi, insomma, che apprezzavano il lavoro che facevi, sì, come ti allenavi, le partite e tutto, venivano a dirtelo. Ce ne sono stati qualcuno, sì. Come calciatore ti dico, di più apprezzavo Crestan, insomma. Certo. Un aneddoto ricorrente quando andate a cena, so che adesso avete una bella cena con il centro del mondo. Ma sono i ricordi soliti degli anni che abbiamo passato insieme, le partite, ce le ricordiamo, tipo uno che si ricorda sempre è Aldo Zavagno, che ricorda tutto, ti dice quella volta ti ricordi
che ho saltato l'uomo, sì, perché Aldo era uno che gli passavi la palla indietro, invece di rinviare, aspettava l'avversario, lo saltava in dribbling e dopo sono un bel ricordo. Anche lui un bel nome di dilettante. Direi. Per salutarci, due cose. E adesso come vivi il calcio? Guarda, io dilettante? avevo intrapreso anch'io a fare l'allenatore, no? Che ho fatto l'allenatore giocatore lì a Sesto, però non ho avuto belle esperienze, sia a livello di giocatore, forse la categoria è anche un po' bassa magari, ma anche a livello di dirigenti, così, io la pensavo in una maniera pensavo fosse quella giusta e tutto, anche adesso la penso allo stesso modo, invece altri non gradivano magari certe scelte soprattutto, no? E quindi lo guardi un po' da lontano adesso? Vado a vedere qualche partita. Ok. Sì. Io faccio tennis adesso, seguo la scuola tennis lì a San Vito, al club di San Vito, le squadre e tutto. Quindi a tennis e gioco a tennis. Anche col figlio di Piccoli allora? Con Roberto, sì. Sì. E il calcio dilettanti cos'è stato per te? È stato tantissimo, insomma. A livello umano, le squadre dove sono andato è stato molto importante, insomma. Sì. Massimo Tracanelli, un grande bomber ai dilettanti, grazie per questa chiacchierata. Grazie a voi.